È stato un mese meraviglioso per Conegliano, partito l'8 dicembre e terminato il 6 gennaio, in cui abbiamo visto una città viva all'insegna della solidarietà. Avevo chiesto come sindaco che questo Natale avesse l'impronta della solidarietà, così è stato, ma è stato anche un Natale in cui la città ha vissuto la festa con un grande ordine, una grande eleganza. Anche il Capodanno non è stato all'insegna degli eccessi, ma è stato un Capodanno che ha visto più di 15.000 persone girare per la città senza creare problemi. Questa è la Conegliano che vogliamo vedere, una Conegliano viva, ma una Conegliano nella quale si rispettano le regole e all'interno della quale anche tutte le forze dell'ordine hanno il loro compito. Abbiamo visto Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia locale veramente integrarsi con la nostra gente. Un Natale meraviglioso che speriamo di riproporre anche l'anno prossimo. 12.000 euro dati alla pediatria, un qualcosa di incredibile, raccolto col solo volontariato. Il mio commento è uno, solidarietà. Abbiamo fatto un Natale all'insegna della solidarietà che ha portato a un bel contributo da destinare al reparto pediatrico dell'ospedale di Conegliano, ma soprattutto solidarietà e unione della città. Vedere le famiglie, vedere i bambini, vedere la gente contenta, girare nelle strade di Conegliano per noi è stata un'immensa gioia. Non possiamo che ringraziare chi ha creduto in noi, chi ha voluto vivere la nostra città dall'8 dicembre al 6 gennaio e soprattutto a chi ha voluto aiutarci nel raggiungimento dell'obiettivo che per noi era molto importante, quello di riuscire a contribuire con le tazze e con la casa di Babbo Natale ai bambini che hanno delle difficoltà o comunque a tutti coloro che sono costretti a frequentare con dei disagi e delle difficoltà il reparto pediatrico dell'ospedale di Conegliano. L'Associazione Conegliani in Cima quest'anno con oltre 200 quote è orgogliosa di aver partecipato e di essere stata partner con l'amministrazione comunale di questo Natale a livello organizzativo ma anche a livello fattivo. Credo che sia importante in un'associazione, questa volta si è visto la squadra, le persone, no? Più di chi la guida. Credo che non sia importante la figura del presidente prima di tutto, ma credo sia importante avere una squadra di persone che credono con il cuore a quello che viene fatto.